Mandi, ancora una volta vi prendiamo per mano e vi portiamo a scoprire una nuova osteria, un nuovo anello della catena delle osterie del Friuli, dove incontriamo gente, ma soprattutto incontriamo sapori, incontriamo profumi e scopriamo l'ospitalità degli osti friulani. Dove siamo arrivati stavolta nel nostro viaggio? Siamo a Rauscedo, subito di là del fiume Tagliamento. Rauscedo famosissima, i vivai di Rauscedo, le cantine di Rauscedo, la cantina di Rauscedo. Qui troviamo la cittadina che è stata nominata le radici del vino e infatti qui troviamo i vini più genuini del nostro Friuli. Siamo al Favri, tradotto fabbro. Questa è un'osteria nata nel 1865, 150 erotti anni di tradizione, di buon mangiare, di buon bere, ma soprattutto di grande, grande simpatia e ospitalità, quella che garantisce l'attuale proprietario, Mauro D'Andrea. Qua sembra che si chiamino tutti D'Andrea e che andremo insieme a conoscere. Mandi. Pronto, Osteria del Favri? Sì, volete venire a mangiare qui? Bene, saremo felicissimi di ospitarvi. Bene, allora domenica, grazie. Benvenuti all'Osteria del Favri di Rauscedo, osteria che esiste dal 1865. Siamo nel 2021 e io esattamente la gestisco dal 1993. Nel frattempo, dal 65 al 93, ci sono state tantissime gestioni, tra le quali molte gestite dalla famiglia Fornasier, che diciamo è la proprietaria tuttora dell'immobile e anche dell'attività. Io ho preso questa esperienza nel 93, successivamente a un percorso formativo di scuola alberghiera e di esperienza in ristoranti in vari luoghi della provincia e non solo, ma anche fuori, principalmente in cucina. Successivamente poi mi sono diplomato, chiamiamolo così, specializzato un po' anche sulla sommelieria, quindi ho fatto anche il corso di sommelier e mi sono un po', diciamo, pian pianino costruito questa professione, chiamiamola così, di oste, che include conoscenze di cucina, conoscenze di vino, conoscenze di rapporti umani, conoscenze di cultura generale, conoscenza di arte, conoscenze di tante cose. Quindi la figura dell'oste è una figura che raggruppa tantissime di queste competenze. E cosa dire? Oggi abbiamo la fortuna di avere questa opportunità di farvela vedere, di presentarvela dopo tanto tempo, successivamente al Covid, che ci ha un attimino bloccato nella produzione, ma non ha sicuramente bloccato il nostro spirito e la nostra intraprendenza nel continuare a fare questo tipo di lavoro. E devo dire che anche oggi è una giornata bellissima, c'è gente in osteria, c'è gente che mangia, gente che beve ed è piacevolissima tutta questa situazione, quindi ben vengano questi momenti. Poi ho conosciuto anche il signor Driussi, persona squisitissima, simpaticissima, anche ispiratore filosofico del Comitato Difesa Osterie, che è quello che in sostanza ha dato, ha consolidato nella cultura della nostra attività questo importante valore che è appunto la convivialità. Quindi questa è una cosa che ci tenevo a dire. Cosa dire poi? In questi 20 anni, 27-28 anni di attività abbiamo avuto diverse esperienze di lavoro, di rapporti con tantissimi clienti, di conoscenza, di avventure e quindi devo dire che tutto questo periodo di lavoro che ho avuto è stata, come si può dire, una grande esperienza meravigliosa, fatta di passione e fatta di tantissimi momenti importanti e anche intensi, belli e purtroppo anche brutti, come nell'ultimo periodo dove abbiamo perso, sono mancati tantissimi clienti che frequentavano questo locale. Questo momentino di ricordo per tutte queste persone che non ci sono più, che hanno fatto vivere questo posto in modo fervente, in modo molto
molto familiare e questa è una cosa meravigliosa. Il Favri esiste appunto dal 1865. Originariamente qui c'era un'attività di osteria con panificio e fabbro e coloniali ed erano le attività che si trovavano spessissimo nei paesini dove in sostanza c'erano moltissime richieste di prodotti commerciali, chiamiamoli del tempo, e questo era l'unico posto dove si poteva trovare questa cosa e quindi anche il Favri fin dal 1865 era un po' il centro del paese dal punto di vista commerciale. Ricordo in particolare quando ho preso in gestione io l'attività nel 93, il gestore precedente che era Leandro Fornasier, che era un personaggio incredibile, e mi diceva la nostra tabella merceologica comprende la possibilità di vendere dalla calzafina alla bomba atomica e questo in effetti era un po' il range dei prodotti che si potevano commercializzare tra virgolette nelle attività commerciali del tempo. Poi nel tempo l'attività ha avuto diverse gestioni, appunto della famiglia Fornasier, prima Ustin, dopo Jaco, poi è arrivato Ughetto, poi la zia Ida e fin fine che è arrivato Leandro. Poi ci sono state anche altre gestioni che adesso io non ricordo perché essendo molto giovane del 68 non ho ricordi di gestioni precedenti. E qua il luogo era frequentato, diciamo negli ultimi anni prima che lo prendessi in gestione io, da artisti, poeti, musicisti e persone di cultura, perché Leandro era un personaggio che catalizzava questa tipologia di soggetti, di persone. E quindi qua potevi trovare il politico del momento insieme all'artista, al musicista e via dicendo, insomma, era un luogo frequentato in questa maniera, insomma, è una cosa meravigliosa. Poi nel tempo l'attività di ospitalità dell'osteria che successivamente diciamo, si è rivolta verso l'esterno della comunità paesana, però prima qui c'era una situazione molto particolare dove in sostanza ogni sera c'era uno spettacolo in osteria e lo spettacolo ha portato Leandro a sviluppare un ragionamento relativamente al fatto che qui praticamente ogni sera era cabaret. E il cabaret lui l'ha interpretato da un punto di vista proprio del territorio. Cosa disse? Il Favri è un cabaret agricolo, proprio come condizione culturale, dove in sostanza tutti i paesani che lavoravano la terra la sera si trovavano e si davano il meglio di se stessi, suonando l'armonica, suonando il piano, raccontando barzellette, giocando a carte, quindi era uno spettacolo vivente di neorealismo puro. E in quel caso, in quel frangente, Leandro ebbe l'idea, l'intuizione di coniare un termine specifico che si chiama cabaret agricolo, proprio marchio registrato ed è tuttora vigente, dove nessuno può utilizzarlo in Italia, solo qua c'è e nel tempo diciamo, lui ha portato avanti questa sua idea, questa immaginazione di questo luogo unico nella sua situazione. Quindi questo è un po' l'osteria. Poi oggi cosa facciamo? Facciamo ristorazione principalmente con dei piatti del territorio e con pietanze di qualità locali e non, per dare un po' un risvolto anche di carattere, come si può dire, di qualità. E siamo stati Chiofrina Slow Food per circa 15 anni, siamo nella guida di Slow Food e questa è una cosa molto importante anche perché come tante attività del territorio ha avuto modo di dare un'identità vera al nostro lavoro e anche di trovare una strada che, come si può dire, ben delineata e sicura e questa è stata una cosa importante. Poi l'offerta vitivinicola, anche lì a questo punto legata al territorio di Oscedo e tutto il mondo della Barbatella ha una sua logica di offerta e quindi così insomma abbiamo evoluto in questa situazione. Era mi Maria aquí.
era gli americani che erano venuti qui a tenere il favore come, no, a tenere il favore, allora inciampato in, come si può dire? In gestione. In gestione, sì. È così, Era Suagna Maria. Allora, chi si diceva dentro la porta, lì era la cantina, portavano la damigiana e noi mollavamo e si eravamo come che serviva, insomma. E si travasava, giusto? Travasava, sì, sì. Siamo a Rauscedo, nel comune di San Giorgio della Richinvelda, una terra assolutamente magra, in mezzo a due fiumi, al Tagliamento e al Meduna. Quindi è un territorio dove un tempo si soffriva un po' la fame, perché i territori non regalavano alla popolazione un granché. Diciamo che poi la tecnologia, l'avvento, l'ingegno della nostra gente ha portato però a specializzarsi in particolare nel mondo dell'agricoltura e nel mondo della viticoltura in particolare. Difatti Rauscedo è riconosciuta da tutti come la capitale mondiale della barbatella di vite. Che cos'è la barbatella di vite? Non è nient'altro che il risultato di un colpo di genio che hanno avuto delle persone 100 anni fa. E hanno capito che la fillossera, che era un parassita di origine americana che arrivò appunto da quel continente, stava minando la viticoltura non solo qui nella nostra zona ma in tutta Italia e in tutta Europa. Quindi hanno avuto questo colpo di genio in questa terra così povera di innestare un piede di vite americana, quindi resistente poi alle punture della fillossera. La vite americana cos'è? Non è nient'altro che quella vite infruttuosa che vediamo crescere ai fianchi delle strade. Quella viveva, invece la vite europea, quella che dava l'uva, non viveva. Ecco, hanno avuto quella geniale intuizione: innesto una gemma di vite europea, che è quella che mi fa poi il vino, su un piede di vite americana. E di lì partì un po' la fortuna di questo territorio, un territorio che poi si è sviluppato in cooperative, ed è un qualcosa di particolare vedere delle cooperative così radicate, così unite, così combattute anche nel loro essere amministrate proprio dalla gente di questo territorio. Qui è tutto in cooperativa, dalla banca alla cooperativa dei servizi per il mondo agricolo, che è il Circolo, chiamato così, alla cantina cooperativa, ai vivai cooperativi, addirittura la cooperativa di consumo, la stalla sociale fra vivaisti, che ancora esiste ed è un qualcosa di unico. Quindi un compendio un po' di quello che è il patrimonio agricolo del nostro Friuli, ristretto tra questi due fiumi che sono appunto il Meduna e il Cellina, che con i loro sassi bianchi disegnano un paesaggio quasi lunare. Noi siamo abituati a correre con la macchina o in bici in mezzo a un fiume, dentro a un fiume. Perché? Perché nel nostro territorio in realtà il fiume scorre sotto questi sassi e riemerge nelle risorgive qualche chilometro più a sud. Ma per qualcuno che arriva da fuori, correre dentro un fiume, guardare questa distesa di sassi bianchi abbracciati tra l'altro da quello che è l'araco prealpino, è sicuramente un biglietto da visita che si porta nel cuore. Ma la nostra comunità non è solo appunto barbatella di vite, è anche vita di comunità che si vive appunto in quelli che sono i pochi momenti che il lavoro lascia liberi, che sono momenti di convivialità, che si vivono dove? Si vivono all'interno di questi spazi, di queste osterie, di questi locali che hanno una loro anima, e l'anima di questi locali fondamentalmente chi sono? Sono le persone che ti aprono la porta, le persone che ti accolgono, ma anche le persone che la vivono ogni giorno, perché io sono cresciuto un po' in questo locale qui al Favre insieme con Mauro. Si sono fatti dei passaggi importanti che riguardano anche la mia vita, la mia persona come sindaco, e proprio qui abbiamo fatto le scelte più importanti. Perché? Perché di fronte a un buon calice di vino, di fronte a una bistecca, a un frico, a quelli che sono i piatti semplici della cucina friulana, si discute e si decide anche quello che è il futuro della comunità.
Noi vogliamo un futuro che sia un futuro che difende quella che è, diciamo, l'identità friulana. Qui parliamo friulano ogni giorno e non abbiamo bisogno di enfatizzare la lingua. Noi siamo friulani dentro, cioè lo sentiamo proprio l'essere friulani, e per noi l'essere friulani è l'essere anche semplici. Il carattere del friulano è un carattere molto tenace, è coraggioso anche, sa affrontare sfide che altri si metterebbero a piangere. Ebbene, qui hanno fatto grandi cose, ripeto, con le cooperative, con l'innesto della vite, cose che sono guardate e osservate e studiate da tutto il mondo, pensate. Negli ultimi anni la ricerca in viticoltura ha fatto grandi progressi. Questi progressi sono nati magari anche dalle baruffe tra due persone che non la pensano allo stesso modo, però hanno un obiettivo unico, quello di crescere, quello di difendere la comunità, di difendere le cooperative per dare una prospettiva e per dare futuro ai nostri giovani. C'è un qualcosa di importante da dire: in questo territorio, nel mio comune, la disoccupazione è pari a 0. E credo che oggi come oggi vedere dei giovani che investono nel loro futuro, che corrono con i trattori, che hanno voglia di portare anche, diciamo così, quel pizzico di tecnologia dentro all'agricoltura sia veramente un qualcosa di soddisfacente, che ti rende orgoglioso di essere la loro guida, di essere il sindaco, di essere il rappresentante di quella comunità democratica e civile che deve guardare al futuro senza paura, perché le sfide sono grandi, la tecnologia ci mette un po' a distanza, la pandemia ci ha distaccato un po', ma noi nel mondo agricolo sappiamo che se non avessimo la terra, se non toccassimo con mano quello che è il frutto, che poi ci dà anche il modo di poter vivere, di poter avere un reddito, non andremo da nessuna parte. Quindi credo che in questo territorio, in questo paese, in queste zone, nel carattere della nostra gente ci sia ancora quel legame diretto, indissolubile, così importante, che ha portato avanti le nostre comunità per decine, centinaia di anni. Ecco, qui da noi c'è ancora ed è così palpabile, così impresso nel cuore della gente, che rende il nostro territorio veramente un territorio unico. Ed è per questo che abbiamo scelto come slogan, come così modo di dare il benvenuto alla gente, diciamo: benvenuti nel territorio delle radici del vino. È un locale storico e qui tutta la gente veniva nel tempo in pratica venivano qui e si confrontavano, perché questo era il mondo. Parliamo di 30, 40, 50, 60 anni fa. Ancora adesso ci troviamo tante volte per bere un bicchiere di vino e confrontarci sulle problematiche che ci sono. Il posto è abbastanza caratteristico, qui si riesce a mangiare ancora una cucina di buona qualità e di conseguenza la gente viene ed è contenta di venire qui, perché qui puoi assaggiare il grande pregio, secondo il mio modo di vedere, oltre al mangiare, che lui non prende mai roba scadente, lui adopera materia prima di qualità. Ma il suo grande pregio è che qui puoi bere questa bottiglia qua, che costa i 10-15 euro, e puoi arrivare a cifre che ce n'è pochissimi posti in giro che hanno queste, riescono a darti, soddisfarti così, oltre alla cucina di una buona qualità.
Siamo a Rauscedo, paese conosciuto in tutto il mondo per la sua fama per essere la patria, diciamo, della barbatella. Barbatella che non è altro che l'unione tra un portinnesto, quindi una vite selvatica, e una marza, ossia la varietà che andremo a innestare per poi far fronte alla produzione d'uva che l'agricoltore vuole. Questa pratica ha avuto inizio nel lontano 1920, quando, a causa dell'avvento della filossera, che è stata un'afide che ha sconvolto la viticoltura europea. Dalle importazioni di materiale, quindi dal nuovo continente, è stato importato anche questo patogeno, questo afide, che ha iniziato a colpire la vite europea. La vite, antecedentemente a questo avvento, veniva coltivata franca di piede, quindi senza l'ausilio di un portinnesto americano, necessità che si è avuta proprio agli inizi del Novecento per contrastare questo effetto di questo afide che attaccava quindi la radice della vite europea, degenerando la pianta. L'innesto quindi è stata un po' una grande manifestazione di resilienza naturale che l'uomo ha adottato per contrastare questo fenomeno, e proprio qui a Rauscedo nel 1920 è stata innestata la prima barbatella in terra friulana. Da lì quindi c'è stato un susseguirsi di eventi, il primo sicuramente la realizzazione di questa cooperativa, i Vivai Cooperativi Rauscedo, che ha convogliato in sé tutte le famiglie di questo territorio, dando quindi una spinta notevole sia dal punto di vista proprio di cooperative, quindi di aiuto alla comunità, e sia per un futuro sbocco economico e produttivo. Da lì quindi c'è stato un susseguirsi di azioni e di sviluppi commerciali che hanno portato a divenire quindi i Vivai Cooperativi Rauscedo la prima azienda leader indiscussa nel settore del vivaismo viticolo. Ad oggi abbiamo partecipazioni e collaborazioni in tutti i territori più importanti dal punto di vista vitivinicolo, ossia l'America, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Sudafrica, e in questi paesi, essendoci delle norme molto stringenti con la commercializzazione causata proprio da problemi di patogeni da quarantena, abbiamo quindi delle collaborazioni o delle copartecipate, come tipo in California Nova Vine, e quindi produciamo localmente il materiale per poterlo poi mettere in commercio. Attualmente i Vivai Cooperativi Rauscedo esportano in circa 35 paesi vitivinicoli nel mondo, e abbiamo una fitta capillare rete commerciale capitanata da dei capi area che seguono sia il territorio italiano che estero, e poi più di 100 agenzie sparse nel territorio italiano e altre 25 tra consulenti e agenti in vari paesi del mondo. Le sfide che la viticoltura ci offre da una parte, perché comunque ogni sfida, come è stata la filossera nella fine del 1800, vista da un altro punto di vista, può essere una grossa opportunità, e lo è stato nel caso dei Vivai Cooperativi Rauscedo. Ora l'agricoltura e la vitivinicoltura chiede un passo in avanti in termini di sostenibilità ambientale e di attenzione verso l'ambiente e il consumatore. I Vivai Cooperativi Rauscedo si sono mossi già un ventennio fa con un nuovo progetto insieme all'Università di Udine e all'Istituto di Genomica Applicata per la creazione di nuove varietà resistenti a peronospora ed oidio. Questo è sicuramente un primo passo verso una maggiore sostenibilità dell'intero comparto vitivinicolo. Non rappresenta ad oggi sicuramente il risultato finale, perché come tutte le innovazioni hanno bisogno di tempo e soprattutto hanno bisogno di essere accolte e digerite dal consumatore e dall'utilizzatore. Siamo comunque molto fieri del passo che abbiamo fatto per dare e garantire alle generazioni future una viticoltura più sostenibile e più attenta alle necessità del mondo odierno, e parallelamente stiamo portando avanti con diversi gruppi di ricerca e università italiane ed estere diversi progetti di ricerca e sviluppo per la creazione di nuove varietà sia resistenti, ma anche ad esempio per uve da tavola a pirene senza seme, visto che la richiesta del consumatore è sempre più orientata verso questa tipologia di prodotto, e comunque più idonee a quello che è il global warming, ossia il cambiamento climatico, ossia viti, piante che possano meglio adattarsi all'ambiente attuale.
Inaugureremo a breve un nuovo centro sperimentale, è stato un grosso investimento per la cooperativa, ma è sicuramente un trampolino di lancio verso un prossimo futuro per accogliere ed essere un po' una banca di ricerca e sviluppo, per quindi operare e dare sempre una risposta nel più breve tempo possibile alle esigenze che il mondo e questa globalizzazione ci porta a dover affrontare. Allora, questa è una polentina tenera, sopra al centro una crema di formaggi. Sì. E poi ci mettiamo degli asparagi saltati con un po' di olio e burro. Questo è il Talking Bride con crema di formaggi e asparagi saltati. Ora, in una padellina noi facciamo rosolare la cipolla con un po' di olio. La facciamo saltare e la rendiamo croccante. Aggiungiamo delle patate che facciamo rosolare a loro volta e che prendono colore. Adesso aggiungiamo del formaggio tagliato a dadini. Sono formaggi misti di 2-3 mesi, mescolati tra di loro. E finché il frico non ha fatto la crosta sotto, non lo saltiamo. Quando ha fatto la crosta lo saltiamo. Adesso ha fatto la crosta sotto e saltiamo il frico. Ecco qua. E lo lasciamo cucinare un altro minuto, che si sciolga bene il formaggio. Questo è il nostro frico fatto con patate, la cipolla e il formaggio. Vi aspettiamo all'antico Osteria Favri per assaggiarlo. Ebbene no, cari amici, non siamo in uno dei giardini dell'Eden. Siamo nel giardino dell'Osteria Alfavri di Rauscedo ed è qui che chiudiamo un ciclo di trasmissioni che ci hanno portati in giro per il Friuli, che ci hanno fatto scoprire un po' di quello che di meglio c'è nelle tipiche osterie friulane, e cioè mangiare e bere genuino, ma continuerò a dirlo fino alla noia, soprattutto la cordialità, la simpatia dei nostri osti friulani. Oggi qui al Favri abbiamo mangiato di tutto, di tutto. Vorrei farvi l'elenco, ma ve lo risparmio perché altrimenti vi farei venire l'acquolina in bocca. Venite a trovarlo, così come dovete andare a trovare tutte le altre osterie che vi abbiamo fatto conoscere, ma anche quelle che vi faremo conoscere, perché non è finita qua, non è finita qua. Con l'Ente Friuli nel Mondo, con Telefriuli, con il Comitato Difesa Osterie, noi continueremo a viaggiare e continueremo a raccontarvi delle storie, dei momenti, delle cose vecchie, ma anche quelle nuove. Soprattutto incontreremo la gente del Friuli. Vi aspetto.